Venerdì 20 ci troviamo per approfondire un tema importantissimo, in una forma però anche un po' di discussione, forse anche un po' di polemica, sul tema del federalismo e dell'autonomia che ancora non ci sono. Sono passati quasi 2200 giorni da quel 22 ottobre del 2017 nel quale i veneti votarono la consultazione referendaria per l'autonomia regionale. 6 anni e 5 governi dopo, Venetinet farà il punto della situazione a Villa Gritti la Superba di Stra. Gerangelo Bellati fa parte di Venetinet, una rete di professionisti, intellettuali e imprenditori che desiderano proporre tra i veneti una crescente consapevolezza di essere popolo. Di che cosa parliamo? C'è prima di tutto un mio intervento sul tema dei LEP, dell'evasione fiscale e quindi anche del problema dell'attuazione del federalismo fiscale. Un intervento poi dell'avvocato Renzo Fogliata che parlerà del sentimento di patria dei veneti dopo la fine della Serenissima, ed infine Roberto Baggio, commercialista e studioso di questi temi, parlerà della differenza del fisco fra le regioni a statuto ordinario e quelle a statuto speciale, ma anche del tema autonomia differenziata versus regioni a statuto speciale. Dal significativo titolo La tempesta perfetta, il convegno è fissato alle 18 di venerdì 20 per una disamina a 360 gradi di un tema basilare dell'agenda politica veneta, un tema che per Venetinet rappresenta uno snodo focale per il futuro del territorio. Venetinet è un'associazione di professionisti, di studiosi guidata dal professor Antonio Scipioni, che ha come obiettivo quello appunto dello studio del tema dell'autonomia, soprattutto visto che sono passati tanti anni da quando i veneti hanno espresso chiaramente la loro volontà di autonomia grazie al referendum.